Per misurare il tempo a Cagliari, soprattutto quando si tratta di costruzioni, abbiamo un modo di dire: si è speso de sa fabbrica de Sant'Anna. Perché si usa dire questo? Perché la collegiata di Sant'Anna effettivamente ci impiegò un po' di tempo a essere realizzata. La prima pietra venne posta il 27 maggio 1785, ma per poterla inaugurare si dovette aspettare il 1817, cioè ci furono ben 32 anni di tempo per poterla inaugurare, ma peraltro con una chiesa che non era neanche del tutto completata, non era ancora completata in tutte le sue parti, perché poi per poterla completare ancora di più si dovette aspettare addirittura prima i finanziamenti del 1906 e addirittura la campanaria a destra che venne costruita nel 1938. L'elezione della torre campanaria è addirittura del 1938. Sa fabbrica de Sant'Anna. Perché sto utilizzando questo modo di dire? Perché se io dovessi andare a pensare alla prima volta in cui da giornalista ho sentito parlare di costruzione dello stadio, mi devo riportare al 1994. 1994 quando Cellino, che era diventato da circa 2 anni presidente, cominciò ad avere l'idea di costruire uno stadio. Presentò anche il primo plastico, il primo progetto per dimostrazione, per far capire che cosa intendeva fare. E si avviò in quel caso il lungo iter di progettazione, cioè il lungo passaggio da un'idea all'altra, e sappiamo come è andata a finire con Cellino, che poi le cose sono andate a terminare anche in un modo abbastanza particolare. Comunque l'idea del progetto di uno stadio nuovo è praticamente ormai giunto al rischio di raggiungere i 30 anni rispetto alla prima pietra, quindi poi speriamo che non sia così la costruzione, però intanto l'idea della realizzazione è già vicina ai 30 anni, o meglio, è vicina ai 30 anni nel momento in cui lo stadio dovesse essere completato, a sentire quello che è stato detto nei giorni scorsi, perché si parla di attribuzione, di identificazione della ditta che dovrebbe realizzarlo e di lavori che dovrebbero iniziare nel 2022 per concludersi nel 2024, anche se poi dobbiamo stare sempre molto attenti, perché quando Giulini diventò il presidente del Cagliari si parlò di stadio già per l'anno del centenario, quindi doveva essere già uno stadio operante nel 2020. Se calcoliamo quei 6 anni che erano stati programmati e proiettiamo questi 6 anni al nuovo anno che è stato programmato, il 2024, i tempi sono quasi raddoppiati. Siamo passati dai 6 anni agli ipotetici 10 anni. Noi speriamo che possa essere veramente l'ultima volta, perché a sentire parlare dello stadio e della costruzione dello stadio siamo quasi costretti a cambiare il nostro modo di dire come termine di paragone. Non più sa fabbrica Sant'Anna, ma sa fabbrica del suo stadio.